I politici italiani sono i più pagati d'Europa e tra i più retribuiti del mondo ed inoltre sono quelli che hanno più vitalizi di tutti. Il costo della politica è un tema di strettissima attualità, molto caro ai cittadini in un momento di grave crisi economica. Anche i sindacati alzano la voce, chiedono la riduzione dei costi della politica per rilanciare l'economia. La UIL di Agrigento, diretta da Aldo Broccio, si è voluta confrontare con i politici sia di destra che di sinistra per capire le loro prossime mosse e le loro opinioni sulle proposte di dimezzare il numero dei parlamentari o dei consiglieri degli enti locali. La UIL in particolare è favorevole ad un drastico intervento di taglio sulle indennità dei politici. C'è una crisi paurosa, una crisi che porta molta gente a perdere il lavoro. Chi ancora mantiene il lavoro ha un potere d'acquisto di stipendi e salari non più adeguato ai tempi e ai modi che ha avuto finora, alle abitudini che ha avuto finora. I pensionati non riescono ad arrivare neanche alla metà del mese e poi si riscontrano costi e sprechi della politica che sono davvero ineludibili. Quindi oggi noi ci confronteremo, la UIL si confronta con alcuni dei politici della provincia di Agrigento e vediamo un pochino di lanciare qualche idea. Bisogna ridurre i costi anche dalla politica ed è quello che si sta facendo già da alcuni anni a questa parte, perché le riduzioni hanno investito un po' tutti i settori e tutti i cambi, quindi è un momento di sofferenza, deve essere un momento di sofferenza per tutti e poi pensare a rilanciare l'economia, che è una cosa diversa. Io mi auguro che anche questo governo, il governo Monti, possa attivare tutta una serie di iniziative importanti per la crescita, perché ormai da lungo tempo che si parla appunto di crescita, ma ancora fino a questo momento non si è fatto nulla. Noi ci aspettiamo, dopo i tanti tagli che sono stati fatti, dopo tutte le manovre che ha fatto il governo Berlusconi e che ha fatto anche il governo Monti, adesso la gente si aspetta un attimo, un momento di crescita, e questo momento di crescita potrebbe venire appunto da subito. I costi della politica sono più legati, a mio giudizio, a un dato emblematico, è un messaggio da mandare al Paese. Nel momento in cui i cittadini sono chiamati, ciascuno per la propria parte, a fare dei sacrifici per creare le condizioni per il rilancio, è bene che anche la politica faccia una cura dimagrante, consenta, diciamo, a tutti di sentirsi parte di uno sforzo comune. Poi le modalità, cosa si intende per costi della politica e cosa debba intendersi invece per costi della democrazia, questo è un tema che va affrontato, perché la democrazia ha un costo, se vogliamo un paese democratico dobbiamo sopportare questi costi. Altra cosa è invece il costo della politica, molto spesso si tratta di qualcosa di cui si può fare a meno, che possono essere contenute e ridotte, e questo credo che anche per ragioni di sobrietà, per ragioni di corrispondenza tra il sentimento dei cittadini e chi opera nelle istituzioni debba essere fatto.